Dopo anni di sperimentazione nei laboratori, presto potremo avere robot umanoidi capaci di fare accoglienza, lavori di precisione industriale, intrattenimento e sorveglianza. Quello dei robot è un mercato globale che vale già oltre 2,7 miliardi di euro e punta a raggiungere i 70 miliardi entro il 2035. L'Italia è fra i paesi più avanzati. In questo scenario si inserisce Seal Robotics, azienda modenese che ha presentato a Milano una nuova generazione di robot. Sono prodotti dall'azienda cinese Agibot, ma l'anima e l'addestramento viene gestito da SIR grazie a un sistema open source e a un data factory proprietario con un obiettivo importante. Offrire un servizio completo che è dato appunto da un robot intelligente con cose che vanno in autoapprendimento, ma sempre nelle applicazioni industriali. Ed eccoli qui i robot umanoidi. Sono già pronti per essere addestrati, ma possono svolgere tantissime attività, dall'ospitalità alla sicurezza e anche all'intrattenimento. Sono come dei bambini a cui vanno insegnate le cose da fare, come prendere una lattina, stringere la mano o ballare, attività semplici per l'uomo ma non per un robot. La sfida è quella di mettere assieme tre tipi di tecnologia: l'AI, i big data, col cloud, e la robotica. Presto, con l'avvento dei robot, potremmo inserire nel nostro vocabolario anche una nuova parola. Così come noi diciamo cliccare, whatsappare, probabilmente diremo anche figitale, cioè un gemello digitale che sia in grado di supportare la realtà fisica. Piacere di conoscerti allora. Giovanni Mirenna, SkyTG24.